Signori, i miei saluti. Questo incontro ha per tema vicende di carattere politico di notevole rilievo. Vicende di carattere politico, dicevo, di notevole rilievo, che riguardano innanzitutto il Partito Democratico. Ma in apertura di questo incontro mi pare doveroso preannunziare la sfida che intendo lanciare all'organo di informazione che mi perseguita, Grandangolo, che oggi mi dedica quasi 3/4 del giornale, con un titolo a 9 colonne, come si suol dire, assolutamente infame, al fine di interferire nella campagna elettorale, titolo che propone che Arnone sia un estortore. La vicenda è semplicemente ridicola e io sfido Castaldo, Franco Castaldo, a partecipare alla conferenza stampa che nei prossimi giorni organizzerò, concedendo a Castaldo e a chi lo ritiene più opportuno di farmi tutte le domande che si vuole su questa vicenda che riguarda lo scontro tra me e la mia cliente. La vicenda non ha ragione di esistere in quanto nel mio telefonino, produzione che ho già effettuato alla magistratura, vi è un SMS inviatomi dalla signora 10 giorni dopo i fatti, quando la signora aveva già per sua autonoma volontà, mentre io ero a Lampedusa, rimesso la querela che ingiustamente mi aveva fatto. La signora mi ha mandato un SMS molto amichevole dove affermava testualmente che quella mattina, quando aveva combinato dai carabinieri tutto quel marasma, era in tilt. L'espressione "ero in tilt" è farina del sacco della mia cliente ed amica Maria Grazia ed è documentata nel mio telefonino, perché si tratta di un SMS ed è stato già prodotto all'autorità giudiziaria. Ora, come si può dare fondamento ad accuse assolutamente inverosimili di una persona che molto correttamente ammette di essere stata in tilt quando le ha formulate, dovrebbe spiegarcelo il signor Franco Castaldo. Ma vi è di più, io sfido chiunque al mondo, chiunque, a indicarmi ciò che io ho tentato di estorcere alla signora Maria Grazia. Castaldo sprema le sue meningi, faccia tutto quello che può, venga innanzi a me in conferenza stampa e innanzi ai suoi colleghi giornalisti mi spieghi cosa avevo tentato di estorcere alla signora Maria Grazia. Gli agrigentini devono sapere che tutta questa vicenda è l'ennesima aggressione che io subisco, non in danno a me, perché ho le spalle molto larghe, in danno del diritto delle agrigentine e degli agrigentini di scegliersi il sindaco migliore che vogliono avere per i prossimi anni. Quindi io lancio la sfida, invito Castaldo a farmi tutte le domande che vuole e se ancora conserva una professionalità di giornalista, poi le mie risposte deve pubblicarle sul suo giornale con lo stesso spazio con il quale ha lanciato la campagna di infamie. Credo che la notizia principale che doveva andare su questo titolo a 9 colonne è: la signora che ha denunziato Arnone ha ammesso di essere in tilt quando ha fatto la denunzia. Questo se vogliamo parlare di professionalità giornalistica. Se questo non viene detto, che la signora ammette di essere in tilt, allora abbiamo ben poco da esercitare il diritto di cronaca e molto il diritto alla fangata. Detta questa premessa, possiamo passare al tema di carattere politico. Il primo argomento che intendo fugacemente toccare è quello della battaglia che da lunedì in poi articolerò a Palermo relativamente ai temi della politica regionale. Innanzi il
laboratorio politico, il comitato elettorale, la sede politica, chiamiamola come vogliamo, di Rita Borsellino, porterò un posterbus dove si può leggere quello che state vedendo. Cara Rita, ti dico che stai sbagliando tutto e butti a mare la lezione di Giovanni Falcone. Grandi alleanze contro la mafia. Cara Rita, ti condiziona Luca Orlando con stupidaggini identiche a quelle che diceva contro Falcone quando Giovanni Falcone andò al ministero a collaborare con Martelli. Cara Rita, renditi conto che stai lavorando a sfasciare, facendo felici Pisafulli, Schifani, Dell'Utri, Romano, Alfano, Cuffaro. Qual è la vicenda? Rita Borsellino sta ponendo in essere, grazie diciamo alla scarsa lucidità di Pierluigi Bersani, che l'ha investita della candidatura a sindaco prima di determinarne le condizioni, sta lavorando per rompere l'alleanza che regge il governo regionale e lo sta facendo dando conto a Leoluca Orlando, che io ritengo politicamente uno sfasciacarrozze, a Leoluca Orlando, che oggi si sta comportando esattamente come si comportò in mia presenza 20 anni addietro nel 1991 ai danni di Giovanni Falcone. Io ero in quel teatro biondo di Palermo dove si organizzò la diretta televisiva di Michele Santoro e Maurizio Costanzo sul tema della lotta alla mafia. Io ero in prima fila in quel teatro ed ero io che avevo fornito il libro a Michele Santoro dove erano pubblicati gli atti giudiziari sul ministro Calogero Mannino. Si tratta di quella trasmissione televisiva dove Maurizio Costanzo si scontrò con Totò Cuffaro e poiché Cuffaro era uno sconosciuto e Maurizio Costanzo non lo conosceva, sbagliò pure il nome e venne fuori una cosa, come dire, abbastanza divertente con lo storpiamento del nome di Cuffaro. Costanzo chiamava Cuffaro onorevole Puffaro ed era il periodo in cui andava molto di moda la trasmissione televisiva dei puffi, quegli ometti azzurrini. Dicevo, ma al di là delle ironie e dei fatti divertenti, in quella trasmissione vi fu un'indegna azione aggressiva di Leoluca Orlando e di Alfredo Galasso in danno di Giovanni Falcone. Falcone aveva accettato di recarsi al Ministero della Giustizia con il ministro Claudio Martelli e aveva posto in essere in quel ministero una serie di decisioni e scelte gravemente lesive dal punto di vista degli interessi di mafia. Martelli, con accanto Falcone, fu il ministro più incisivo nella lotta contro Cosa Nostra. Una scandalosa sentenza di quegli anni della Cassazione aveva scarcerato la cupola. Falcone ottenne che in giornata si approvasse un decreto legge che correggeva gli errori della sentenza della Cassazione e riportava in galera i capi mafia appena scarcerati. Uscirono dal carcere, li portarono in questura per le procedure di identificazione. Martelli fece approvare in giornata il decreto legge grazie all'impegno di Falcone. I mafiosi furono riportati dalla galera dove la mattina erano usciti. Questo era Giovanni Falcone. In quel caso sanguinosamente attaccato per la sua decisione di collaborare con Claudio Martelli da Orlando e Galasso. Poi il tempo, anche se è doloroso dirlo, come dire, chiarisce molte cose. La mafia uccise Falcone facendolo saltare con la scorta con il tritolo. Alfredo Galasso andò a fare l'avvocato difensore della nota distilleria Bertolino, facendo capo a famiglie, diciamo, certamente non distanti dai peggiori interessi
che hanno sporcato questa nostra terra di Sicilia, la distilleria Bertolino di Partinico, imparentata la proprietaria della distilleria con l'altrettanto noto boss mafioso poi pentito Angelo Sino, e gravitante nell'ambito all'epoca del noto capomafia Nenè Geraci da Partinico. Galasso, dopo aver gravemente offeso Giovanni Falcone, è diventato uno stimato avvocato che difendeva nei tribunali questi interessi per miliardi di lire. Leo Luca Orlando, del quale ho certamente un maggiore rispetto, anche se lo reputo politicamente uno sfasciacarrozze, dovrebbe spiegarci come e perché in Sicilia da ultimo ha candidato Scilipoti, che non dimentichiamolo, il noto Scilipoti non è diventato onorevole per grazia del cielo, non è uscito come Minerva dalla testa di Giove. Leo Luca Orlando e Antonio Di Pietro lo hanno scelto per le doti che dovrebbero spiegarci e lo hanno mandato in Parlamento. Bene, ed oggi noi abbiamo questo quadro, un condizionamento continuo da parte di Orlando nei confronti della Borsellino, che si fa condizionare affinché la Borsellino lavori per rompere l'alleanza che vi è al governo regionale. E questo mentre il Partito Democratico giustamente lavora nazionalmente per l'alleanza con il terzo polo. Assurdità su assurdità. E le cose vanno dette chiare. La Borsellino sbaglia, la Borsellino si sta muovendo in modo distante dalle elezioni di grande unità nella lotta contro la mafia e per la Sicilia, che sono venute da Giovanni Falcone e da Paolo Borsellino. Questa è l'altra parte del posterbus. Cara Rita, cari palermitani e siciliani, che come me seguite la lezione e l'esempio di Giovanni Falcone, riflettete sul mio video appello diffuso su www.livesicilia.it, www.sicilia24ore.it, www.agrigentonotizie.it. Io dico che è sbagliatissimo farsi condizionare da Orlando e Pisapulli e rifiutare alleanze antimafiose essenziali per il cambiamento in Sicilia. Ognuno potrà sentire l'integrale del mio appello televisivo collegandosi su questi siti che appunto via internet trasmettono il mio ragionamento rivolto a Rita Borsellino. Andiamo a questo punto all'altra questione che io qui intendevo affrontare. Riguarda il ricorso che io ho promosso affinché sia il Tribunale a decidere i destini del Partito Democratico in provincia di Agrigento. Quello che vedete è appunto il mio ricorso che è già stato depositato in tribunale e che chiede al Tribunale Civile di Agrigento una serie di cose. La prima cosa è l'apertura del tesseramento nella città di Agrigento da parte del Circolo Agrigento Centro. Siamo al ridicolo e innanzi a questi fatti gravemente ridicoli, ma di grave lesione e violazione di norme, di leggi, di regolamenti, bisogna rivolgersi all'opinione pubblica da un lato e al Tribunale Civile dall'altro. Non è stato aperto dal segretario del Circolo di Agrigento Centro, con sede in Via Mera, il tesseramento per l'anno 2011. È già finito novembre 2011, è quasi finito l'anno 2011. Bene, l'accolita di malaffare
che regge le fila di queste scelte ritiene di non aprire il tesseramento per impedire a Giuseppe Arnone e agli amici di Arnone di avere la tessera del Partito Democratico. Incredibile ma vero. Le cose appaiono incredibili e sono vere, ma la gente comprende in che misura siano vere perché ha chiaro il quadro del degrado di queste persone. Chi è il segretario di questo circolo? È quel Domenico Pistone che, convocato dai magistrati per riconoscere o meno la sua firma in calce ad un atto pubblico, firma che è stata palesemente falsificata, ritiene di dichiarare alla magistratura di non essere in condizioni di dire se quella è o non è la sua firma. Ora, immaginiamo la serietà che possiamo riconoscere ad un simile soggetto. Ogni persona, ogni donna, ogni uomo che in questo momento mi ascolta, ogni giovane, ogni ragazzo, ogni bambino, valuti come sia possibile che ognuno di noi si veda mostrata la propria firma e non sia in grado di dire se è o meno la sua. Il magistrato in sentenza, il tribunale in sentenza, lo definisce un testamentaggio, dicendo che palesemente quella firma non era la sua, era stata malamente falsificata. Addirittura avevano messo prima il cognome e poi il nome. Io mi firmo Giuseppe Arnone, non mi firmo Arnone Giuseppe. E in effetti Pistone si firma Domenico Pistone, non Pistone Domenico. Lì erano tanto, diciamo, affetti da dabbenaggine i falsificatori che avevano falsificato la firma mettendo prima il cognome e poi il nome. Sentito dal magistrato dice: non sono in grado di dirvi se questa è o meno la mia firma. E il magistrato dice: è un teste palesemente mendace e reticente. Bene, questo è il signore che è stato nominato segretario del circolo di Agrigento Centro, Domenico Pistone, ed è colui che non apre il tesseramento. Perché non apre il tesseramento? Perché le regole del Partito Democratico, che io qui riporto e vi leggo, sono chiarissime. Il tesseramento deve svolgersi come immediatamente vi leggerò. L'iscrizione avviene presso la sede del circolo mediante la sottoscrizione e il ritiro della tessera. Ogni circolo predispone un calendario per l'iscrizione al partito, assicurando adeguata e preventiva pubblicità al luogo e tempi di consegna. Cioè, ogni circolo deve comunicare attraverso gli organi di informazione a tutti i cittadini che si vogliono tesserare quando possono recarsi presso la sede del circolo per chiedere la tessera e ottenerla. Il signor Pistone, giustamente, ha ritenuto di non fare nulla di tutto ciò, non dare apertura al tesseramento, non dare pubblicità a quando il circolo è con la porta aperta e la gente può recarsi, non dare la tessera se non agli amici suoi. Ma vi è ancora di più. Giuseppe Arnone ha chiesto ripetutamente via mail a questo signor Pistone di avere la tessera. Pistone in un primo momento ha ritenuto, ci ha abituato, di coprirsi ancora una volta il ridicolo e ha risposto pubblicamente che la tessera non poteva darla perché le tessere ancora non erano arrivate da Roma ad Agrigento. Bene, si è alzato il segretario del PD di Campobello di Licata, una persona stimabile e lineare, Giuseppe Serrazza, che per iscritto gli ha detto: scusa, che cosa vai raccontando? Io ho già dato un mare di tessere a Campobello di Licata, le tessere sono arrivate ad Agrigento da parecchio tempo. Perché racconti bugie? Bene, il dato comunque è che questo tesseramento nella città di Agrigento non è stato aperto. Allora, io chiedo al tribunale, uno, di
disporre per provvedimento del giudice che il tesseramento venga aperto. 2. Che venga data la tessera d'Arnone. 3. Che il giudice, cioè il Tribunale Civile di Agrigento, rimuova d'urgenza Pistone per il gravissimo danno che sta arrecando anche al Partito Democratico. Perché ovviamente una persona che viola le regole più elementari della democrazia, omettendo di aprire il tesseramento, di consentire alla gente di iscriversi, è un soggetto che va semplicemente rimosso. E se dentro il Partito Democratico vi è un quadro di complicità, gravissimo quadro di complicità, per cui Pistone, malgrado la falsa testimonianza, malgrado questi comportamenti antidemocratici viene mantenuto, sarà il magistrato a doverlo rimuovere. Come il magistrato, il Tribunale Civile di Agrigento dovrà rimuovere il signor Emilio Messana. Questo ricorso mette in evidenza tutti i fatti, cioè tutti i fatti per cui da parte della corrente di Capodicasa, di Benedetto, Messana, Angelo Lauricella si nutre grande livore, astio e odio nei confronti di Giuseppe Arnone. Lo dimostro ai giudici producendo i documenti, perché Giuseppe Arnone è l'unico che ha sollevato la gravissima questione dei comportamenti di reato commessi dal segretario Messana. Come voi sapete, Messana non ha mai ritenuto di querelarmi. La ragione è molto semplice, semplicissima, perché i fatti sono indiscutibili e io li ho illustrati anche al procuratore della Repubblica e all'aggiunto Ignazio Fonso non più tardi di 10 giorni addietro. L'atto pubblico è stato falsificato ed è l'atto pubblico con cui Palermo e Gambino venivano mandati a rappresentare il Partito Democratico presso il Tribunale. Vi è una sentenza del Tribunale e una sentenza della Corte d'Appello che accerta senza ombra di ogni dubbio che quell'atto è stato falsificato, che le firme di Diego Cusumano, Nello Amel e Pistone sono state falsificate. Chi le ha falsificate? Può un partito non fare chiarezza al suo interno sulla responsabilità di chi ha falsificato un atto pubblico? Mi si dice, ma Palermo e Gambino sono stati assolti? Sì, dal reato di avere consapevolmente fatto uso di un atto pubblico. Palermo e Gambino si sono difesi dicendo, l'atto pubblico lo abbiamo avuto dal partito, è stato Messana a comunicarci che quell'atto era pronto, con le firme, regolare, e ci ha mandati Messana in tribunale a rappresentare il Partito Democratico. Se l'atto è falso, è Messana ad averci ingannato. Questa è la difesa di Palermo e Gambino. Bene, e Arnone è l'unico che dice, vogliamo vedere le responsabilità di Messana? Perché le responsabilità di Messana, e qui mi dispiace, l'atteggiamento, direi, omertoso dei miei amici Adragna e Panepinto, che su queste cose tacciono e subiscono, tacciono e subiscono, tacciono e subiscono, perché, dicevo, le responsabilità di Messana sono evidenti. I rappresentanti del partito in quella commissione del Tribunale dovevano essere decisi dagli organi del partito. Organo del partito di cui io facevo parte, e dovevano essere concordati con i candidati alle elezioni regionali. Bene, Messana non ha concordato niente con nessuno, se non con i suoi amici, non certo con gli organi del partito, e non concordando nulla con gli organi del partito è stato costretto a far falsificare le firme, non gli piove, è un dato storico. Allora, Arnone è l'unico che su questa vicenda si batte per chiedere chiarezza all'interno del partito dove vige l'omertà e in tribunale. Questa è la ragione illustrata al Tribunale Civile con ricorso per cui ad Arnone non si vuole dare la tessera. Adesso sarà il Tribunale Civile a prendere atto di tutto questo, delle ragioni per le quali questi signori non ritengono di rilasciare la tessera ad Arnone.
sono fatti di una gravità enorme ed estrema. Ma andiamo ancora avanti. Al Tribunale viene illustrato anche il contrasto potentissimo che muove una determinata cordata contro Arnone. Il Tribunale, nel dare la tessera ad Arnone, dovrà pure prendere conoscenza del ruolo di Mirello Crisafulli e del fatto che Arnone è quello che con più determinazione si batte perché uomini come Crisafulli, adusi ad incontrarsi con i capomafia e disponibili a parlare di appalti truccati con i capomafia, non abbiano più ruolo nel Partito Democratico. Questo è pure provato davanti al Tribunale Civile come una delle ragioni, come uno dei moventi dell'astio, dell'odio, della violazione delle norme interne, in virtù dei quali non si vuole rilasciare la tessera ad Arnone. E ancora, il degrado che rappresenta Angelo Capodicasa dentro il Partito Democratico, anche questo sta nel ricorso formalmente descritto e comprovato. Formalmente descritto e comprovato. Capodicasa, che all'epoca, nel 2004, ritiene di invitare alle riunioni del suo partito, nella federazione di Via Mazzini, il signor Gaetano Scifo, appena scarcerato con una gravissima accusa di corruzione aggravata da mafia. Poi verrà condannato definitivamente per corruzione e cadrà l'aggravante di mafia, perché si dirà garantisticamente da parte dei giudici: forse non sapeva che i suoi complici erano noti esponenti di Cosa Nostra. Ma quando Capodicasa porta alle sue riunioni il corruttore Gaetano Scifo, pesantemente coinvolto nell'inchiesta Alta Mafia, ancora Scifo è accusato dalla magistratura non solo di corruzione, per cui verrà condannato, ma anche di essere a conoscenza che i suoi complici erano esponenti di Cosa Nostra. L'inchiesta Alta Mafia. Capodicasa si riunisce con lui e concorda con lui le attività da porre in essere al Comune di Agrigento a sostegno di iniziative illegali penalmente di Scifo, per cui Scifo oggi è sotto processo, un nuovo processo. Quello di prima si è concluso con la condanna definitiva per corruzione. Tutto questo è raccontato nel ricorso affinché la magistratura agrigentina possa decidere la rimozione di Pistone, Messana e togliere di conseguenza il partito dalle mani di queste personalità. È pacifica la giurisprudenza della Cassazione. Anche i partiti che prendono parecchi soldini di finanziamento pubblico da parte dello Stato italiano sono tenuti a rispettare le regole dello Stato italiano. I partiti non possono farsi gli affaracci loro, violando le leggi e violando il loro stesso statuto e regolamento. Noi siamo in uno Stato democratico e un partito, peraltro come quello a cui io voglio appartenere, che ha per nome Partito Democratico, non può essere caratterizzato da comportamenti gravemente illegali e quindi antidemocratici. Tutto questo sarà merito oggi di decisioni del Tribunale di Agrigento. Su questi temi, sui temi del ricorso, sono disponibile a qualsivoglia confronto, perché è essenziale per il progresso di questa terra che un partito come il Partito Democratico ad Agrigento e in Sicilia sia una forza trasparente, pulita, impegnata nel rispetto della legalità. Quando noi abbiamo gente che pone in essere le condotte che ho appena descritto, che cosa vogliamo pretendere negli enti pubblici? Quali battaglie può fare Messana? Quali iniziative può prendere Pistone? Solo ridicolaggini
come quelle appunto di aver organizzato un convegno sul centro storico per parlare delle vicende politiche, ove uno dei principali relatori era uno dei principali responsabili dello scempio del centro storico. Se il centro storico di Agrigento è arrivato al livello di degrado, di fatiscenza che stiamo vedendo, è per responsabilità di chi ci ha messo 30 anni a fare il piano del centro storico. L'ingegnere Rizzo. Bene, per Pistone era il principale dei relatori da invitare al convegno che hanno organizzato. Ridicolaggini su ridicolaggini. Chiunque ha visto come stanno le cose per quanto riguarda la vicenda incredibile del depuratore del villaggio Peruzzo. Cosa prevede il piano dell'assetto idrogeologico, il divieto di realizzare depuratori sulle sponde dei fiumi, il divieto di realizzarle vicino alle case. Anche lì ridicolaggini su ridicolaggini. Pistone e l'ingegner Bellini che plaudono alle scelte di allocare il depuratore in violazione del PAI e delle leggi a tutela dei centri abitati. Io concludo. Questo è il ricorso per sommi capi, ove si evidenzia, lo sintetizzo, al Tribunale Civile di Agrigento che da parte di Pistone e Messana e del dottor Luparello, che in questa vicenda si caratterizza per l'ignavia, come se lui fosse il segretario non del partito di Agrigento, ma del partito di Modica Alta o del partito di Bergamo Bassa, ma diciamo la sua è una responsabilità da ignavia, ma gli ignavi non possono essere tollerati in una democrazia. Dicevo, viene richiesto al Tribunale di rimuovere queste persone e di rilasciare la tessera ad Arnone, e viene evidenziato come A. si sia violato il regolamento del tesseramento, B. si siano violate norme e leggi per garantire una gestione assolutamente antidemocratica di quello che si chiama Partito Democratico. Sarà Bersani a ricevere il ricorso nelle sue manine, sarà Lupo, il segretario regionale, a ricevere il ricorso nelle sue manine. Vedremo cosa diranno a fronte di tutte queste prove che abbiamo fornito. Non solo, ma e concludo, ho già richiesto alla Corte d'Appello tutti gli atti della vicenda del falso in atto pubblico di cui il vero responsabile è Messana, per produrle queste carte, queste documentazioni avanti al Tribunale Civile, in modo che si avrà piena contezza di tutte queste questioni. Concludo con una battuta, cari cittadini e cittadine agrigentine. Chi di voi incontra i miei amici Adragna e Panepinto è pregato di chiedere loro come sia possibile che non dicano nulla e non chiedano chiarezza su vicende come quelle che io sto rendendo pubbliche. La mancata apertura del tesseramento nella città di Agrigento, la falsificazione della nomina a rappresentanti di Palermo e Gambino, le responsabilità di Messana, il mendagio di Domenico Pistone. Come mai su queste questioni che sono pubbliche, sotto gli occhi di tutti, due parlamentari insigniti dal voto popolare non ritengono di dire una parola né in una direzione né in un'altra? Grazie e ripeto, ribadisco la mia disponibilità a riaffrontare questi argomenti nel più ampio dei contraddittori. Concludo ribadendo a Franco Castaldo la sfida a partecipare con tutte le domande che vorrà ad una conferenza stampa sulla vicenda a cui dedica in modo non particolarmente nobile, per usare un eufemismo, tanto spazio sul suo giornale. Grazie.